Marianna Ganeggio a Boddenza nei bracci, non indifferente. Mario il Bagnino, quanta soddisfazione mi ha dato questo personaggio, mi ha fatto guadagnare anche la cittadinanza onoraria di Forte dei Marmi. Ora io sono un fortemarmino doc, un versiliese doc certificato, e con Mario il Bagnino colgo l'occasione per salutare tutti i bagnini del mondo che, come noi tutti, stanno aspettando di sapere cosa il destino riserverà loro, almeno nell'immediato, in questa estate che sta arrivando. E ho ritrovato una parte del monologo che erano le origini di Mario, no? La storia della famiglia di Mario. Allora, mio nonno Anagledo era già bagnino ai tempi di Mosè, anche se la Bibbia non lo riporta per non offuscare le immagini degli altri personaggi. Pare che quando Mosè spartì le acque, il mio nonno fosse lì vicino, o un s'è tuffato, voleva fare un tuffo proprio nel momento in cui Mosè ha spartito le acque, ma Anagledo si è mezzo troncato. Si è mezzo rotto, come si dice, troncato, un vessillo a mezzo rotto. Tracce di un altro mio predecessore, Anagledo Ancolù, si trovavano ai tempi di Noè. Fu lui che aiutò Noè a portare sull'arca tutti gli animali, una coppia per volta. Nella fretta però si scordò la femmina della boa, la boa, che tuttora possiamo trovare a largo a testimonianza delle gesta del mio, diciamo, trisavolo Anagledo. Un altro mio avolo, sempre Marianna Gane di nome Anagledo, ha fatto il viaggio con Cristoforo Colombo sulle 3 caravelle. Fu lui a gridare per la prima volta terra, 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 e scoprì le 5 tere che tuttora voi potete trovare, diciamo, nella Riviera Ligure.